Questa mattina, 8 maggio, a Legnaro, Padova, nella splendida cornice offerta dalla Sala Agricoltura della Corte Benedettina, si è tenuto un importante convegno dedicato alla gestione sostenibile delle risorse idriche del territorio, che ha visto relatori esperti e rappresentanti istituzionali dare vita ad un confronto in cui il tema fulcro sono state le sfide legate all'acqua. Antonella Manna ha presentato i relatori, figure di spicco nella panoramica del settore. L'evento è stato organizzato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione ed erano presenti numerosi sindaci del territorio, oltre a quello della città ospitante, Vincenzo Danieletto, sindaco di Legnaro. Oltre a loro presenti il presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Silvano Bugno, il presidente di Ambi Veneto Alex Vantini. Un saluto a video è stato portato anche dal presidente Ambi Nazionale. Da remoto invece si è tenuto l'intervento del senatore Luca De Carlo, presidente della commissione che include agricoltura e produzione agroalimentare. Una serie di interventi da parte di tecnici ha poi relazionato su temi gravitanti attorno al fabbisogno e alla disponibilità della risorsa e molto altro. I temi sono stati trattati con molta competenza e sono stati molto esaustivi, concludendosi al termine con una tavola rotonda a cui hanno partecipato figure istituzionali e rappresentanti del mondo agricolo. Sul canale YouTube di Chioggia Azzurra tutti gli interventi a cui abbiamo assistito e a breve anche in podcast. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco.